A Mestre si è disputata una gara di calcio tra la nazionale dei magistrati e gli extracomunitari. Vediamo com'è finita. Doveva essere sostituti procuratori contro extracomunitari. Hanno mescolato le maglie rosse e gialle, diventato sostituti comunitari della Repubblica contro extraprocuratori. Perché lo scambio di maglie? Perché adesso sto giocando, vede. Non aveva paura, Un calcio a razzismo. non aveva paura di condizionamenti, giocare con la maglietta rossa? No. Nonostante la risatina è finita 3-2, non sappiamo chi ha segnato o chi ha vinto. Nomi troppo complicati. Seye Sheikh Mbacké. Prego? Seye Sheikh Mbacké. Allora abbiamo visto a Burkina Faso, Marocco, Senegal, tutti i paesi. Lei da che paese? Taranto. Da che paese sud? Taranto. Taranto. Due mari. Lei nella vita cosa fa? Il magistrato. Qualche sprazzo di classe pura, ecco Felice Casson. Qualche pancetta non extracomunitaria. Qualche raccomandato. Ti ho detto che giochi perché sei amico di Idris, è vero? Sì, sono portiere di questa selezione, capisci? Ma è vero Idris a giocare il calcio è proprio uno schianto, è vero proprio male? Beh, quello che conta è l'iniziativa, no? L'avevamo capito. Sono stato in rosa prima squadra del Napoli, poi ho giocato per anni in Serie D. Adesso è costretto e ridotto a giocare con i magistrati. È uno scandalo. L'Idris, l'unica trama nera che non fa paura. No, fa paura, come artista fa grande paura. Bisogna stare molto attenti, ogni tanto dargli qualche pedatina piccola, ma insomma bisogna dargliela. Vedi che non ha potuto darmi neanche quello, perché lo driblavo tutte le volte. Per l'incasso meglio sorvolare, ma un risultato positivo di pace e amicizia alla fine è stato raggiunto. Tra poco siamo passati alla pallavolo.